Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio. Eravamo rimasti agli ultimi 3 segni che il nostro caro amico Massimo Bomba, studioso di segni e di simboli, ci dirà. Bene, sì. Avevamo anche un piccolo discorso in sospeso che lo finiamo dopo i 3 segni. Come vuoi tu. Se no ci perdiamo, Come vuoi tu, se no dici. poi tu mi tiri le orecchie perché dici no, guarda che ci perdiamo i segni e Allora, mi corri intanto appresso. andiamo con i segni e poi dopo Sì. riprendiamo il discorso. Poi mi corri appresso per tutto lo studio con la scopa, quindi non è una bella scena. Non le diciamo queste cose, non le facciamo sapere a casa che io mi porto la mazza di scopa da casa. No, beh, ce l'abbiamo anche qua. Vai. Comunque siamo rimasti, appunto, abbiamo finito il Sagittario, quindi c'è il Capricorno che secondo me, secondo le mie analisi per quello che sono capace, forse è il segno più favorito dello zodiaco perché ha quasi tutti aspetti positivi e gode di questo influsso, è il migliore perché Giove sta nel Toro con Urano, Venere è nella Vergine e quindi fanno un trigono, fanno un aspetto molto positivo che adesso non c'è più, è stato qualche giorno fa. Sicuramente hanno avuto le settimane scorse, queste ultime 2 settimane, molto ricche, molto belle, molto intense. Però appunto stanno godendo ancora di questo transito perché poi andrebbe visto il grado, andrebbe visto il punto, insomma vanno fatti dei calcoli, queste sono sempre considerazioni generali, ripetiamo, fino alla noia. Però i Capricorni sono avvantaggiati. I nati negli ultimi segni stanno ospitando questo ritorno di Plutone dopo mesi e anni che se lo sono tenuto. E quindi se si sentono delle sensazioni non meglio identificate, magari non ci facciano caso perché potrebbe essere effetto di questo Plutone. Gli Acquari invece cominciano la settimana, diciamo, con la luna storta, come si suol dire, perché è in Leone, la settimana comincia con la luna in Leone. E quindi chiaramente, come dicevamo prima della parola che è il suo significato, che se lo analizziamo ci dà dei suggerimenti, è in opposizione. Sono forze che si contrappongono a noi. Poi c'è il quadrato di Giove nel Toro e dei pianeti nello Scorpione, quindi gli Acquari devono così, si buttassero nella vita sociale, si distraessero, ma facessero attenzione agli accordi che prendono e che magari non tutte le persone che frequentano potrebbero essere d'accordo con loro, potrebbero nascere delle questioni, potrebbero non avere le idee così chiare, perché Mercurio, che poi è il pianeta dell'intelligenza, della mente, il controllo della mente, anche lui è un aspetto negativo perché è nello Scorpione, fa quadrato, quindi ecco, sempre ritornando al generale, non è che proprio stiano al massimo della loro efficienza. Ecco. Poi i pesci devono lavorare. I pesci è bene che si buttino nella mischia. Quello penso anche gli altri segni. Vabbè. Devono lavorare, quello credo. No, sai, ci sono i periodi in cui noi siamo più fattivi, siamo più produttivi, siamo più aggressivi, stiamo più sul pezzo. Anche se stiamo fermi, dici tu, succedono le cose. Altre invece... Volendo anche quello, no? Anche mentalmente possono succedere. No? Le cose prima noi le dobbiamo mettere a fuoco nella nostra testa e poi le realizziamo praticamente, no? Tra l'altro è proprio una legge dello spirito, no? Figuriamoci. No, però sto cercando di tradurre in consigli pratici quello che è lo schema zodiacale, perché Venere in opposizione, quindi l'amore facilecca, diciamo che possono non sentirsi amati, possono sentirsi non proprio al top dello stato fisico, psicofisico, però i pianeti Marte, Sole e Mercurio sono nello Scorpione, quindi hanno la carica per aggredire, la carica per fare, la carica per essere produttivi, per essere aggressivi e competitivi, che non è una caratteristica tipica dei pesci, che sono tendenzialmente invece così sognatori, romantici, Chopin, suonano il pianoforte, i notturni, capito? Ecco, Chopin è un prototipo tipico dei pesci. Però appunto, siccome non tutti sono Chopin, ecco, magari uno ha un negozio di salumi, però sa lo stesso adesso tu con la testa non ti in voglio aria. interrompere perché io so che quando tu giustamente stai raccontando di cose così importanti, però ho immaginato sto Chopin anziché in una villa, in un condominio che sono di notte, che quello si lamenta al dirimpettaio, no? Ma guarda, per esempio, no? Bisogna essere, noi dobbiamo cercare di capire i simboli, dobbiamo essere intelligenti
intelligenti, perché più noi riusciamo a cogliere e più possiamo poi stare in guardia e, come dire, fiutare il pericolo. Ecco, voglio ricordare qui un bellissimo, tanto mi pare l'abbiamo finito, se no stiamo sì, abbiamo finito i pesci, stiamo finendo i pesci. Con i pesci appunto che sono aggressivi appunto perché hanno questa carica, però l'amore, certo, Venere è in opposizione e quindi potrebbero non sentirsi così centrati. Oppure sono semplicemente delle sensazioni che non esistono, non si sentono amati anche se non è vero, capito? Spesso noi siamo dominati dalle paure, dalle sensazioni che non esistono. Però su di noi, visto che abbiamo questa componente interiore, mentale, psichica, emotiva che c'è, hanno l'effetto come se esistessero. E quindi è da stupidi non considerarle, non prendere precauzioni, non essere furbi e dire ok, sì, è una sensazione, stacco la spina, esco, vado a fare una passeggiata, capito? Ecco. Ho capito tutto. Bisogna essere saggi. Io adesso, saggio è uno perché giù, saggio, adesso tutti quanti diranno non lo devi dire, ma io lo dico lo stesso. Perché sei toro, perché si toro e si cocciuta. Eh sì, sono la cocciotaggine, che è quella che mi aiuta da sempre. Certo. Io ti invito a rimanere qua, anche se diciamo il tuo tempo in questo caso è finito, ma ti invito a restare perché stiamo passando alla nostra prossima rubrica, ma c'è l'ospite del nostro caro pittore Mauro Russo, che è anche una persona tua amica e soprattutto so che voleva che tu gli facessi questo oroscopo che non hai mai fatto. Però adesso io ti blocco qui vicino a me e intanto mandiamo subito la sigla di Pittori a confronto con Mauro Russo, il suo ospite. Pomeriggio a tutti, benvenuti alla settima puntata di Pittori a confronto. Ecco, come di mia consuetudine uso sempre citare una frase di un artista, un pittore del Novecento, del secolo scorso, ma in questo caso colgo l'occasione per citare un grande della moda che diceva: a me non importa il passato se non altro perché è l'unica strada verso il futuro. Queste sono parole di Gianni Versace, che oggi viene rappresentato dal maestro qui presente, il maestro bulgaro, il maestro internazionale Ilian Rachov, che ho l'onore di presentarvi. E grazie Ilian di aver accettato il mio invito. Grazie a voi. E con grande stupore ed emozione introduco questa puntata di Pittori a confronto, perché Ilian, tu hai un sacco di cose da raccontare, sei bulgaro ma naturalizzato romano e quindi si sente nella tua pittura anche questa forte appartenenza all'Italia. Ecco, dici tutte queste cose che hai attraversato, anche perché è bello cogliere l'occasione ancora una volta di certificare che la pittura può entrare anche nel campo della moda. Chi più di te ci può raccontare questo? Ecco, buonasera a tutti. Sì, io sono innamorato dell'Italia fin da piccolo e così ho colto l'occasione nel lontano 1999 di scappare dalla Bulgaria e venire in Italia. Non perché sono arrivato con il barcone, ma perché mi sono iscritto ad un'accademia di belle arti che poi non ho finito perché non mi piaceva più. Comunque Italia per me è il paese più bello del mondo e spero che rimanga così ancora per secoli e secoli. Anche perché tu, Ilian, parli dell'Italia, però hai colto fortemente tante situazioni nell'ambito pittorico, perché tu puoi ricordare anche nelle cose che fai i fiamminghi da Rubens, però non solo, potrebbe essere anche molto berniniana la tua poetica. Raccontaci di come... Guarda, proprio, scusa che ti interrompo, proprio l'altro ieri sono andato di nuovo nella Galleria Borghese, ma è una meraviglia. Ma voi sapete che Bernini ha fatto Ratto di Proserpina quando aveva 22 anni? Quando aveva 15 anni la sua prima commissione da parte del cardinale Scipione Borghese è stato l'Enea con il suo papà che scappa da Troia.
Ma è una cosa incredibile, ma potresti dirmi oggi un quindicenne che riesce a fare una scultura di 4 metri di altezza di marmo, di un blocco unico di marmo? È incredibile. Si vede che in quell'epoca in Italia è stato, non lo so che cosa è stato un fermento, forse il Dio ha posato il suo occhio sopra l'Italia perché solo in Italia sono nate queste persone. A me queste cose, Ilian, succedono in Calabria, ecco, guardando un ulivo, guardando magari il mare, guardando magari una montagna. Quindi l'Italia è anche questo, sia la pittura, la scultura, ma anche nei grandi ambienti che noi, intendo landscape, in paesaggio. Ecco, tu sei fortemente legato al marchio Versace. Ecco, raccontaci di come, di come sono andate le tue vicende con questa situazione legata alla moda, perché è molto interessante. Sì, è interessante, sì, quando lo racconto la gente ride perché pensa che me lo sto inventando. Allora, io essendo un pittore, un artista, mi piace vestirmi stravagante. Ovviamente Versace fanno cose stravaganti e facevano abbastanza cose stravaganti, quindi un giorno stavo ancora a Torino, abitavo a Torino. Un giorno mi arriva una telefonata sul telefono fisso, penso un po' del 2003, sul telefono fisso e mi dicono così siamo dell'ufficio di Gianni Versace SPA a Milano, dell'ufficio stile. E io ho pensato subito c'è qualche amico che sta facendo scherzo, però sono stato allo scherzo, ho preso appuntamento e loro mi hanno detto sì, noi avremo il piacere di fare un appuntamento con lei per eventualmente futura collaborazione. Sono stato al gioco, ho preso l'appuntamento, ovviamente non mi sono presentato perché Torino-Milano in quell'epoca non c'erano i treni veloci, quindi ci volevano 2 ore andata e 2 ore ritorno, praticamente lo ricordo un giorno. Bene. Esatto. Però il giorno dopo mi hanno richiamato per chiedermi se ci sono stati dei problemi, perché non mi sono presentato e così è andata. Poi sono andato ovviamente a Como, ho fatto tantissimi disegni, è stato un bel periodo produttivo e guarda, per un artista, tu mi capisci bene perché anche tu sei un artista, sei un pittore. Per un pittore quando dipinge qualcosa e sa che questa cosa verrà stampata e verrà distribuita in tutto il mondo, anche se te la pagano poco, è talmente tanto ispirante, se si può dire in lingua italiana, cioè ti viene un'ispirazione come non mai. Infatti poi ho visto Madonna, ho visto Christina Aguilera, ho visto Britney Spears, Tina Turner ovviamente, la grande Tina Turner, con vestiti con le stampe che avevo creato io nel mio atelier a Torino. Era incredibile questa cosa per me. Ecco, tu, Ilian, sei la conferma che le cose ordinarie il pittore, il designer come te riesce a renderle straordinarie, in questo caso universali. Perché la pittura che tu fai risente fortemente del barocco. Ecco, penso questa cosa con stupore. Io d'artista, come un artista bulgaro si avvicina al barocco così fortemente e lavora per una maison così importante rendendo degli archetipi, dei soggetti magari, se vogliamo, tra virgolette, anacronistici, rendendoli attuali. Ecco, da dove nasce la tua poetica? E questo è quello che mi chiedo da quando ti ho invitato qui in studio, perché tu sei un pittore particolare, sei profondamente colto in quello che fai, ma non in termini di cultura acquisita dalla lettura di qualche libro, di qualche testo. Sei colto nelle tecniche e nei colori, anche nei solventi. L'opera che hai portato qui in studio, ecco, mi rivolgo al pubblico da casa, è qualcosa di straordinario, perché riesce ad essere cangiante, come la pittura del Seicento. Ecco, da dove parte questa profondità? Parte dal fatto che io sono autodidatto. Allora, ho cominciato tantissimi anni fa, non diciamo quanto perché poi mi bloccano su Instagram. Tantissimi anni fa lavoravo in un museo nel centro di Sofia, però ero un ribelle. Ti sto parlando del tempo del comunismo in Bulgaria. Quindi ero mezzo punk, ragazzo giovane, eccetera, e non potevo lavorare nel museo. Mi hanno licenziato. Così una mia amica mi ha detto solo così con 2 parole come si dipingono le icone ortodosse.
E io per scherzo ho provato e siccome mi servivano soldi, ho fatto la mia prima piccola icona che poi ho venduto a $5 ad un americano in un mercatino davanti alla cattedrale di Sofia. E da lì è iniziato il mio percorso pittorico, diciamo, perché non avrei mai pensato che io, un punk, avrei svolto questo come mia professione, capito? Io piuttosto per i miei sogni io ero un chitarrista, un rock and roll band, niente da fare con le icone ortodosse e tanto meno con le robe di chiesa, ma proprio zero. Però ho capito che posso guadagnare soldi e essere indipendente, cioè di non lavorare da nessuna parte dove magari qualcuno mi può giudicare per il mio look, per il mio modo di essere. E così pian piano poi i miei clienti stessi mi chiedevano sempre di più, sempre cose più difficili. Però la svolta che è stata nella mia crescita professionale è stato un incontro con una persona, si chiama Georgi Perniklisky, che non è più viva, è mancato qualche anno fa, che mi ha aperto gli occhi. Lui ha detto, ma perché tu dipingi queste icone così cupe, con questi colori così marroni? Ma prova a fare dei visi più belli, dei visi più angelici, metti più colori possibili, perché effettivamente se noi ci pensiamo, se i maestri antichi, quelli dell'anno 2000, dell'anno 1200, scusate, avessero la possibilità di andare in un negozio di colori e comprare qualsiasi tonalità di colori, ma l'avrebbero fatto. Loro poveracci non avevano questi colori fissi, loro si facevano da soli i colori, quindi utilizzavano le terre che avevano a disposizione e magari qualche terra comprata da importazione. Sai, c'è qualcuno, Ilan, che racconta che il periodo blu di Picasso sia nato non dall'esigenza perché lui volesse dipingere in blu, ma perché avesse solo quelli a Montmartre in quel periodo. Esatto, forse c'è qualcuno che l'ha pensato, quindi necessità virtù. Esatto. Ecco, tu prima mi hai fatto anche vedere degli indumenti creati da te. Ecco, sì. tu forse hai un tuo marchio, si può dire? Stai lavorando su un brand? Sì, quando abbiamo finito con Versace ho cominciato a lavorare per diverse altre aziende, sempre come freelance. Io non voglio essere legato, capito? Non voglio uno stipendio. Cioè, certe volte lo voglio, ecco, non diciamo a cavolate, però il mio senso di libertà è così forte che io voglio essere freelance. Se da domani non mi va a lavorare per te, non lavoro per te, punto e basta. E quindi ho fatto diversi design per diverse aziende. Ho fatto anche molti design per me stesso, perché voglio essere unico. Ecco, queste camicie ce l'ho solo io e nessun altro. Ce l'ha una mia amica, le ho regalato una simile camicia, però ha il colletto rosso. Ecco. Quindi sì, diciamo che il mio marchio è un marchio molto particolare perché lavoro per persone che vogliono essere unici, che vogliono il loro nome stampato sulla seta, che vogliono la loro camicia unica, che nessun altro potrebbe averla. Ecco, al pubblico da casa, quindi abbiamo capito, abbiamo certificato che Ilan Racov è unico e inimitabile. Ma speriamo. Ecco, ma parliamo dell'opera che è qui a Cavalletto, Ilan, perché ci sono tanti riferimenti, tanti simboli, se vogliamo, possiamo dire, parlare in questo senso. Ecco, raccontaci di quest'opera. Allora, come nasce quest'opera? Perché le tue opere sono autentiche nel fatto che provengono da riferimenti antichi, ecco, di questo abbiamo parlato prima, però tu li rendi fortemente contemporanei. Come nasce la tua superficie pittorica? Allora, quest'opera, specialmente quest'opera, è un'opera dipinta con la tecnica originale fiamminga, che è molto ispirata, anzi è quasi copiata da un'opera enorme di Pietro Paolo Rubens che si trova nel Museo di Prado in Spagna. Però ovviamente l'opera di Rubens è tipo 4,5 metri di altezza, poi il cavallo è in grandezza naturale che io non ho potuto, poi cosa me ne faccio, no? Solo i soffitti di casa mia sono più bassi del quadro di Rubens. Quindi l'ho riprodotta e l'ho modernizzata, nonostante che ho utilizzato sempre la tecnica, quella originale fiamminga.
sono praticamente, prima si dipinge monocromatico con colori terra di siena bruciata, ocra, eccetera, e poi sopra si colora solo con colori trasparenti che si chiamano velature. Queste velature però richiedono molto tempo di essiccazione, perché i colori ad olio di solito asciugano per 2, 3, anche 4, anche 5 giorni. Adesso sto aspettando un quadro che il blu che ho utilizzato è un blu fiammingo di Delft, che sono 2 settimane che non asciugo sto cavolo di blu, scusate, ma io devo consegnare l'opera. Ecco, quindi adesso torno a casa con un phon. Ti capisco molto bene, perché tanti pigmenti da casa, questa si sta parlando di tecnica pittorica, sono colori dove il pigmento ci mette tanto tempo per poter lavorare. Tu lavori a Piazza Barberini, se possiamo dire questo? Sì, il mio studio è in Via Rasella, nell'unico palazzo ducale di Roma, che si chiama Palazzo Titoni, che è stato molto famoso durante la Seconda Guerra Mondiale, perché intanto sopra di me ha vissuto per 6 anni Mussolini, prima di trasferirsi in Villa Albani. Però lì è stato il grande attentato che poi ha provocato le Fosse Ardeatine, dove sono state uccisi tantissime persone italiane. Ecco. Io mi permetto di rompere, intanto ho faticato a stare zitta tutto questo tempo per vari motivi. E accanto a me c'ho Bomba, che è ancora qui, Massimo Bomba, perché sappiamo che c'è un contenzioso tra Massimo e Ilian. Contenzioso, eccolo. Un altro toro. Esatto. Devo dire, incantata dalla tua storia, Grazie. incantata dai tuoi quadri. Io ti conosco, ma diciamo, siamo sempre incrociati, ma non abbiamo mai avuto modo di parlare, e ti dico già ufficialmente in diretta che più in là, tra 1 mese, 2, ti voglio come immigrante, perché avrai una storia pazzesca da raccontare. Io la devo raccontare. Più o meno sì. Intanto, grazie Mauro per aver portato Ilian qui, per carità, tutti i tuoi ospiti eccezionali, però devo dire che io verso questo quadro sento una certa attrazione. Ilian, se non sai dove metterlo, non ti preoccupare, me lo porto io perché io ho proprio uno spazietto che è proprio così. Questo sarà 80 per 120, quant'è? 100 per 80. Non è possibile, sei troppo bravo, sei troppo bravo. Ma siamo tori, ci capiamo. Noi avevamo 2 foto da mandare, perché Mauro su queste 2 foto ci deve dire qualcosa. Sì. Vedi che ci sto a fare qua? È per questo. Andiamo in ordine, forse, eccole qua, adesso arrivano gentilmente dalla regia, ci arrivano questi 2, ecco. Ecco, è la copertina della nuova rivista Galleria di Art Gallery Gregorio VII, dove ho ottenuto da poco la mia personale, che ci offre lo spazio delle pagine, in questo caso dedicate ai miei 30 anni di attività pittorica, ma anche facendo riferimento a quello che si fa a Pittori a Confronto. Quindi volevo dire al pubblico da casa che esiste questa rivista, che si può trovare adesso nella capitale in diversi luoghi, che parla anche di noi, diciamo. Parla anche di noi e di quello che si fa, quindi è una cosa importante per chi poi trovasse la galleria. Poi vi faremo sapere nel corso delle pubblicazioni, delle nuove edizioni, dove trovarla, ed è una cosa in più legata a Cusano Italia TV, a Pittori a Confronto di sabato pomeriggio, come collaborazione esterna. Ecco, ci tenevo a dirlo. Che meraviglia! Io oggi sono avvolta da artisti, perché anche il nostro Massimo Bomba è stilista, che poi ogni tanto si dimentica, ma sei anche tu un pittore. Ogni tanto purtroppo ce lo dimentichiamo, perché siamo concentrati sull'oroscopo. L'oroscopo che tu non hai mai fatto a Ilian. Bravo. Perché non gliel'hai mai fatto? Grazie. Io guarda, ti ruberò qualche secondo, però a questo punto io sono pro toro sempre. Pro toro sembra una cosa, un'unica parola. Pro toro. Abbiamo anche il nostro amico attore che tornerà tra un po', Daniele Blando, anche lui del toro. Quanti allora, toro oggi? Dobbiamo fare lo Io scoop. sono vestita di rosso, non a caso? Facciamo lo scoop. Dai Massimo, sono 6 anni che te lo chiedo. Sono 6 anni che mi chiedi l'oroscopo. Sì. Ecco. E vi siete incontrati a Cusano Italia TV? No, hai capito male, ci conosciamo da tantissimi anni. Dico, vi siete incontrati qui per fare sto oroscopo, abbiamo qualche minuto, facciamo un oroscopo così, insomma, superficiale, facciamo. Ma lui veramente apposta è una peste, perché ogni volta che mi incontro
incontra in pubblico e in privato mi dice che non sia vera quello che dico. Esatto, ma Quindi, tu cominci a dirlo, io poi gli ho detto- vediamo. Gli avevo dato il numero del bonifico e ho detto guarda che una spinta economica è sempre molto positiva in questi casi. Comunque, scherzi a parte, no, che non c'è mai stata l'occasione. No, io gli ho detto che adesso, visto che lui è del Toro come te, Caragiò, che sei un esempio parlante e anche il nostro presentatore, no, è dello stesso segno. Mauro Ce n'è anche un altro Russo. qui che si lamenta. Daniele Blando. Si lamentano tutti. Però, visto Perché che il Toro c'è è un po' Giove... lamentoso, diciamo. no, Vuole perché- essere coccolato? no, perché- Abbiamo un minuto. Perché voi tori avete questo spirito pratico che volete il malloppo, volete guadagnare, volete vedere. Certo. Il mattone vogliamo. abbiamo Subito guadagnato, vogliamo ci hanno il dato i malloppo soldi, subito. abbiamo messo da parte vabbè. una bella sacca Però di siamo monete. anche artisti, guarda che Esatto. bellezza. Difatti quello è una cosa bella perché lui, il Toro, è proprio o canta o dipinge, è il segno di Venere, O quindi pitta, o pitta. ha un tratto pieno, denso, tipico di un segno di terra, non è un tratto leggero, strano, No. svolazzante. Lui risponde alle caratteristiche del segno. Adesso io proporrei una cosa, noi Una ci tregua. trasferiamo dietro le quinte mentre va la pubblicità, così loro si mettono d'accordo e poi Sì. dopo alla fine arrivo, dopo tutte le rubriche che ci sono dopo c'è You Start i Libri. Sì. Grazie Ilian per essere Grazie. stato qui, grazie Mauro per Grazie, questi ospiti grazie. speciali che porti ogni Grazie. volta a Pittori a Confronto, ad Grazie Alex a tutti diciamo di voi. fare una musichetta che non guasta mai e grazie Massimo Grazie, per essere stato grazie. tutto questo Grazie. tempo con me oggi. Grazie, ci vediamo dopo la pubblicità, tra pochissimo.